Buona domenica, amiche e amici. Buona festa del battesimo di Gesù con la quale si chiude il tempo del Natale. Molte cose ci sarebbero da dire. Propongo di andare così, abbastanza in fretta, senza perdere tempo, a quei pochissimi versetti che ci descrivono la scena del battesimo di Gesù. Anzi, ciò che accade dopo che Gesù viene battezzato. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui, ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Vangelo di Matteo, capitolo 3. Sappiamo che l'Evangelista Matteo fa abbondante utilizzo di quella tecnica, se così si può chiamare, che è la citazione continua delle scritture ebraiche, bibliche, ispirate, quelle scritture che fanno parte della nostra Bibbia e che noi chiamiamo Primo Testamento o Antico Testamento. Perché l'Evangelista Matteo fa continuamente riferimento ai profeti, ai salmi, a Mosè? Perché? Perché ci vuole continuamente ricordare che Gesù è il compimento di tutto questo, è il compimento delle profezie, delle promesse contenute nei testi dei profeti, è il compimento delle attese che noi umane, esistenziali, che noi troviamo anche espresse nel libro dei Salmi, è il compimento della legge data da Dio attraverso Mosè. Gesù è il compimento. Allora, proviamo a commentare questi versetti, appunto, facendo riferimento a qualche passaggio dell'Antico Testamento, e vi accorgerete che facendo questo confronto tra il Vangelo e l'Antico Testamento, noi mettiamo in gioco la nostra vita, la nostra esperienza, le nostre attese, la nostra sete, ansia, fame di giustizia, di liberazione, di guarigione, il bisogno che abbiamo appunto di sciogliere tutti i nodi irrisolti della nostra vita. Ecco. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua. Il verbo greco andrebbe tradotto, a dire il vero, con salì dall'acqua. Gesù risale dall'acqua. È esattamente questo il verbo che troviamo nell'Antico Testamento, nel libro di Giosuè, laddove si descrive, si racconta il passaggio proprio del Giordano. Sono proprio le acque del Giordano che il popolo di Israele deve passare per entrare finalmente nella terra promessa, dopo tutto il tempo trascorso in Egitto e nel deserto. Finalmente si entra nella terra promessa. Il libro di Giosuè dice: il popolo risalì dal Giordano, i sacerdoti e l'arca dell'alleanza risalirono dal Giordano. Ecco. E anche Gesù risale dall'acqua del Giordano. Allora qui l'Evangelista Matteo vuole suggerirci che Gesù è il nuovo Giosuè? È lo stesso nome, tra l'altro, Gesù e Giosuè sono lo stesso nome. Con pronunce diverse, ma il nome è quello. Perché Gesù è colui che ci fa entrare nella terra promessa, perché Gesù è colui che ci fa passare dall'aridità del deserto a una terra dove scorre latte e miele. Gesù è colui che ci fa passare dall'esperienza dolorosissima della schiavitù in Egitto a una terra promessa donata da Dio, dove deve accadere che cosa? Gesù dice, subito dopo la scena del battesimo, Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Gesù ci porta nella terra dove è possibile che si inauguri il regno di Dio. C'è qualcosa che è totalmente altro rispetto all'Egitto, all'oppressione, alla schiavitù, al dolore degli schiavi che sono trattati molto, molto, molto duramente. Perché la terra promessa deve essere il luogo dove si cerca la giustizia e la pace e la gioia che nascono dal fatto che Dio è Padre. E il regno di Dio significa questo.
L'arca dell'alleanza risale dalle acque del Giordano. Gesù è la nuova arca dell'alleanza? L'arca dell'alleanza conteneva la parola di Dio, le tavole della legge. Gesù è il Verbo incarnato, Gesù è colui che semina la parola di Dio in quel terreno che sono le nostre vite, i nostri cuori. Ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. La colomba che vola, che scende, no? Non vi viene in mente la scena primordiale nel libro della Genesi, dove la terra è ancora informe e deserta, ma lo Spirito di Dio aleggia sopra le acque. E tra l'altro, se Gesù sale dalle acque del Giordano, la terra sale dalle acque primordiali e le acque si dividono e compare l'asciutto. Quante volte nei libri della Bibbia noi troviamo questa scena di parto, le acque che si rompono, e anche il nostro battesimo è stata una rottura delle acque e noi siamo nati a una vita nuova. Ma allora cosa ci sta dicendo l'Evangelista Matteo? Che Gesù è la nuova creazione, è una terra nuova dove vivere uno stile di vita nuovo, una qualità nuova di vita, dove superare quelle dinamiche di peccato che la prima creazione aveva innescato. Pensiamo al peccato di Adamo ed Eva o quello di Caino contro Abele, quindi l'avidità, quindi l'egoismo, quindi la superbia umana che vuole tutto, che pretende tutto e che diventa violenza e che uccide e che fa in modo che il suolo terrestre, che dal suolo terrestre Dio ascolti il grido del sangue di tuo fratello. Gesù allora è la creazione nuova? È l'uomo nuovo? Perché non pensarle a queste cose? È una nuova possibilità di vita anche per me? È la possibilità che anch'io ho di sospendere la violenza, esattamente come Gesù sulla croce sospende la violenza e ci offre l'alternativa alla violenza, cioè l'amore? Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ecco, questa voce del Padre che si ode dal cielo è una citazione di diversi riferimenti dell'Antico Testamento che alludono sempre all'eletto, all'amato, al figlio amato, a colui del quale Dio si compiace e colui che Dio manda nel mondo, cioè il Messia, il figlio dell'uomo, colui che viene a portarci il sogno di Dio sulla terra, che è lo shalom, la pace. Allora la festa del battesimo di Gesù forse ci invita a pensare che questa novità, che questo cambiamento, che questa nuova qualità di vita sia possibile e che anch'io posso passare dalle tenebre alla luce, dalla violenza alla pace, dalla morte alla vita. Quando? Adesso, qui ed ora. Buon cammino, buoni giorni, buona conclusione del Natale e buon inizio del tempo ordinario.